Buongiorno da Leandro Maggi, che oggi in diretta, incontro importante a Porto Tolle, si è parlato della situazione balneare, delle sfide che dovete affrontare anche con i competitor interni del Veneto, con Jesolo, Cavallino, Caol, eccetera, ma non ultimo si è parlato della situazione dell'offerta alberghiera del nostro territorio, del territorio Chioggia Sottomarina, Delta del Po, Rosolina. Com'è lo stato di salute? Certo, allora il sistema alberghiero in questi ultimi 10 anni si è evoluto molto, in special modo diciamo sulla tecnologia e anche sulla ristrutturazione, si è diversificato tanto anche proprio l'offerta stessa alberghiera, sicché noi siamo perfettamente ai passi coi tempi, ecco, investiamo tanto anche sulla promozione sui mercati stranieri e abbiamo un ottimo riscontro, questo vuol dire che abbiamo strutture buone, efficaci. Lei in una zona come Chioggia dove c'è un 50% di alberghi e un 50% di offerte di case vacanza. Le case vacanza secondo lei sono un'integrazione per voi, una concorrenza, cosa? No, su un sistema turistico complesso come il nostro sono complementari, ben venga, l'importante è che siano ben ristrutturate e sono diciamo, una sinergia che noi facciamo con loro, perché a volte diciamo, i pernottamenti viaggiano o sul residenziali, sui residence o vanno sugli alberghi, ma sono sempre pernottamenti, a noi ci fa sempre comodo, ecco, c'è problema. L'importanza in questo momento anche del web, quanto incide un buon sito e una buona presentazione web e soprattutto questa è anche supportata dalle amministrazioni? Sì, diciamo allora la comunicazione via web è strategica ed è importantissima. Noi cerchiamo tanto le relazioni con il Parco del Delta del Po, tutta quest'area di Rosolina, Porto Tolle, Portoviro, perché loro hanno un brand che è naturalistico e che diventa vendibile anche nel nostro territorio, cioè noi offriamo la parte storica che è la parte culturale di Chioggia e offriamo anche la parte naturalistica, relax che fa parte tutto del Delta del Po. Messi insieme li mettiamo sotto forma di pacchetti turistici nel web e abbiamo un notevole riscontro. Sono adeguati secondo lei dal punto di vista tecnico, visto che il professore, il relatore di oggi, diceva che qualche pecca, specialmente in qualche sito, si vede e si nota? Sì, beh, è chiaro, il sistema web è un sistema che deve essere un sistema coordinato di area, cioè non possiamo avere tanti siti che dicono tante cose magari un po' differenti, dovremmo avere un brand unico, puntare su 3-4 prodotti e tutti insieme fare sempre la promozione su quello, fare massa critica, questo è importante sul web.